affronto il tema della presa in carico dei pazienti che soffrono di quella cosiddetta sindrome long Covid, quindi una permanenza dei sintomi dopo la guarigione dall'infezione. Ricordo che nel mese di marzo è stata approvata all'unanimità una mozione da questo Consiglio regionale, una mozione che avevamo proposto noi, e che alcuni sindacati dei medici definiscono innovativa e all'avanguardia, perché affrontava appunto il tema della presa in carico dei pazienti con long Covid. Successivamente questa mozione chiedeva l'implementazione delle linee di indirizzo per la presa in carico post guarigione da SARS-CoV-2, compresi i percorsi di follow-up, e l'esenzione delle spese sulle prestazioni di follow-up. Successivamente, con il DL 73 del 2001, pubblicato il 25 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, viene introdotto l'articolo 27, l'esenzione delle prestazioni di monitoraggio per i pazienti ex-Covid, garantendo una presa in carico omogenea sul territorio nazionale. E vengono definite, oltre alle prestazioni LEA, anche una tabella A di prestazioni specialistiche da erogare in esenzione. I primi di giugno, attraverso una circolare ministeriale, viene definito il codice di esenzione provvisorio per la durata di 2 anni. E preso atto di tutto ciò, alla data odierna nella nostra regione non ci risulta essere stato recepito tale provvedimento legislativo sopra menzionato, né risulta pervenuta indicazione ai medici di medicina generale in merito al codice di esenzione e nemmeno se esista un piano diagnostico terapeutico assistenziale della regione. Quindi, tutto ciò considerato, interroghiamo la Giunta regionale per sapere in quale modo e con quale tempistica la regione intende fornire ai propri cittadini un percorso uniforme di presa in carico e per il monitoraggio del post-Covid in regime di esenzione. Grazie. Grazie, Assessore Riccardi. L'articolo 27 del DL 73 25 maggio 2021 dispone che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero guariti dal Covid prestazioni di specialistica ambulatoriale senza compartecipazione alla spesa per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Una circolare del Ministero della Salute del 4 giugno 2021. Le prestazioni devono essere rese nell'ambito dei programmi di monitoraggio attivati in modo da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata. La conversione in legge del decreto 73 è intervenuta con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 numero 106. Tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Salute e della legge di conversione, si è proceduto a verificare se il codice di esenzione individuato fosse stato inserito nel sistema TS per permettere la compilazione della ricetta materializzata. Tale procedura è stata attivata dal sistema TS a fine giugno 2021. Integrare i sistemi informatizzati dei prescrittori, i medici di medicina generale e gli specialisti, predisporre la tabella di transcodifica dell'elenco delle prestazioni al fine di allineare la tabella delle prestazioni previste in esenzione con il nostro nomenclatore. Le suddette operazioni propedeutiche sono state ultimate ed è firmata la proposta di DGR avente oggetto articolo 27 DL 73 2021 monitoraggio e prestazioni di specialistica ambulatoriale da erogarsi senza compartecipazione alla spesa agli assistiti dimessi a seguito di ricovero Covid guariti dal Covid-19 che verrà adottata nella prossima seduta utile di giunta regionale, nella quale si prevede di garantire agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero guariti dal Covid-19 le prestazioni di specialistica ambulatoriale senza compartecipazione alla spesa per un periodo di 2 anni a decorrere dal 25 luglio 2021. Si approva il documento pacchetto prestazioni collegate al nuovo codice provvisorio di esenzione CV 2123 proposto dal Ministero della Salute. Grazie, consigliere Russai. Grazie Assessore.
Io mi reputo parzialmente soddisfatto, anzi, diciamo che non sono soddisfatto che sono passati più di 4 mesi dal decreto legge 71 che prevedeva l'esenzione, e tra l'altro anche del fatto che di tutto ciò e di questo percorso non sono stati neanche informati i diretti interessati, quindi sia i medici di medicina generale sia i cittadini che hanno patito e stanno patendo le conseguenze dell'infezione da SARS-CoV-2, e quindi a 4 mesi da quel provvedimento la nostra Regione non ha ancora recepito quelle indicazioni. Bene che venga fatto nella prima riunione di giunta utile, perché questo provvedimento riguarderà non poche persone. Ecco, rattrista vedere la mancanza di comunicazione con i medici di medicina generale e leggere appunto anche le risposte che vengono date a loro, no, sulla mancata attivazione nel sistema informatico. Parlo proprio del mese di settembre, per cui pochi giorni fa l'anagrafe sanitaria dice appunto non è ancora stata attivata l'esenzione per i pazienti ex ricoverato Covid, codice CV2123, mettendo in difficoltà anche gli stessi medici di medicina generale, che poi devono andare incontro a quelle che sono le aspettative dei pazienti, che giustamente chiedono l'applicazione anche non solo della nostra mozione, ma dei provvedimenti normativi nazionali, che altrimenti devono pagarsi da soli le prestazioni. Per cui bene che venga fatto. Io sollecito una maggior comunicazione anche con i medici di medicina generale, che sono i primi che chiedono appunto indicazioni in merito, ma anche chiedono, come le avevo segnalato, di sapere se a livello regionale c'è un consensus accettato o dei percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali, proprio per dare risposte migliori ai nostri cittadini. Grazie.